giro e siamo ritornati in Friuli Venezia Giulia, anzi in Carnia, perché c'è da fare un distinguo decisamente interessante. E siamo ad Arta, una cittadina molto carina in cima a queste montagne, con tantissimo verde in tutte le stagioni, ma naturalmente soprattutto in primavera, zona di trekking, zona di passeggiate, di enogastronomia, di acqua termale. Siamo qui col sindaco Peresson. Buongiorno, ci racconti un po' cosa veniamo a fare ad Arta? Buongiorno e benvenuti naturalmente. Si viene ad Arta per le terme, in modo particolare perché le terme di Arta sono importanti, conosciute da tanto tempo, poi vi racconterà Francesca della storia dei Romani che già da allora utilizzavano queste fonti termali, e poi si viene appunto per il verde come in Carnia non lo si trova in tutto l'arco alpino, me lo crede. È un verde smeraldino, diceva il Carducci nelle sue rime. E poi naturalmente il benessere, l'agroalimentare, le possibilità di far passeggiate, di arrampicare per chi ha passione di arrampicare o la bicicletta, mountain bike. Qui davvero c'è spazio per tutte le passioni di chi vuole vivere la natura nel vero senso della parola. Quindi è una destinazione di vacanza, io direi soprattutto per famiglie con bambini, persone anziane, ma anche scapestrati che si buttano giù e su da queste montagne con le mountain bike, vero? Ci sono infatti delle gare anche. Sì, ci fanno delle gare mountain bike e che attira gente da tutte le parti, appassionati in modo particolare. Poi c'è la possibilità appunto di questa rete di piste, di sentieri, di strade in montagna che collega Arta con tutte le valli della Carnia, per cui c'è una rete ben collegata e segnalata, per cui anche proprio le passeggiate, camminate, no? È adatto proprio, come diceva lei, per le famiglie, per i bambini, ma anche per i giovani. Mi ripeto, io vengo dal mondo alpinistico e per chi vuole arrampicare ci sono delle palestre, ma anche delle zone di arrampicata molto, molto attraenti. Certo, e da un punto di vista naturalistico quindi tantissimo da visitare. Da un punto di vista di eventi, qualcosa di specifico in questa prossima primavera? Nella primavera si parte proprio con la festa dei funghi di primavera e delle erbe medicinali, aromatiche e da cucinare. In che periodo? Primi di maggio proprio, a maggio, per cui chi vuole visitarci troverà questa opportunità. Le erbe officinali cucinate in tutti i modi e poi tutta questa grande varietà. Tenga presente che in Carnia si concentra un po' tutta la varietà di vegetazione che c'è in Italia. Si conta quasi 3.000 specie di piante, per cui è davvero ricca, lo si vede anche. Certo. Noi prima guardavamo questa chiesetta che adesso è davanti a noi e i nostri spettatori lo vedranno nelle fotografie, però mi parlava di questa pieve e questo collegamento, addirittura perché erano delle vedette? Sì, questa pieve, che è la pieve matrice della Carnia, per cui la madre di tutte le altre chiese, non solo della Carnia, anche oltre verso la Carinzia, e da qui questa è sorta proprio nel tardo medioevo, alla fine dell'impero romano, con la civilizzazione, ed è sorta proprio su un punto di vedetta. Se lei sale o scende la valle potrà vedere tutte queste pievi che sono poste proprio in cima a queste alture, che sono collegate a vista uno dall'altra perché serviva strategicamente per mandare i segni o di fuoco, c'era di notte o di fumo durante il giorno. E un altro evento davvero straordinario, di particolare interesse, il giorno dell'ascensione. Qui arrivano tutte le croci delle pievi della Carnia e anche oltre, nel cosiddetto bacio delle croci, ovvero tutte le croci vengono a rendere omaggio alla croce della Chiesa Madre, ed è naturalmente anche dal punto di vista folcloristico molto bello, oltre che religioso e sentito davvero dalla gente, perché questo evento è anche pieno di colori, no? Pensi che le croci a stile sono tutte infiocchettate con i nastri un tempo che le spose
di volta in volta deponevano per ornare poi la croce in rappresentanza del suo paese natio. Caspita, una bellissima tradizione. Ma abbiamo fatto una carezza veloce a Carducci, venne qui per curarsi, immagino. Come andò? No, venne qui per curarsi, appunto consigliato dai suoi amici friulani, e venne qui per curarsi alle terme e lui ne fa riferimento, e tant'è con le lettere che poi un patrimonio epistolare, no, che Carducci ti ha tramandato, resta meravigliato, dice che si trova bene, il posto è tranquillo, ci sono le acque che scorrono, questa sorgente fulfurea, e poi anche lui si accorge subito del verde smeraldino e dei farifaggi d'abeti, insomma davvero è rimasto meravigliato e da composto. Si è curato e allora, bene. Visto che parliamo di cure e di acque, non possiamo che chiamare la signora Francesca, che ci racconta invece da un punto di vista più tecnico. Cominciamo dai Romani, mi ha detto appena mi ha visto quando siamo arrivata. Ecco, cominciamo dai Romani velocemente ad arrivare adesso. Buongiorno. Velocemente, buongiorno e buongiorno a tutti. Come ha detto il sindaco, fonte romana. Qui vicino c'è Iulium Carnicum, l'attuale Zuglio, centro romano importante prima dell'attuale Austria. I romani apprezzavano molto le acque termali e qui avevano le loro terme. È passato qualche tempo, un zic, e le terme, Arta Terme appunto ha sempre avuto questa tradizione, grazie a quest'acqua pudia, acqua putens dal profumo, è un'acqua sulfurea e quindi un'acqua fortemente indicata per i malanni collegati all'apparato respiratorio, ai problemi cosiddetti osteoarticolari e ai problemi della pelle. Viene utilizzata anche come cura idropinica da bere. Siamo aperti tutto l'anno come stabilimento termale, le cure da Pasqua a Natale sostanzialmente, quindi va ad accogliere tutta la stagione. È possibile fare le cure in convenzione con il sistema sanitario nazionale, è importante in questi tempi anche segnalare questo, quindi con l'impegnativa del proprio medico di base. Noi qui vediamo un pozzo, e qui proprio la fonte. Quella è proprio la fonte dell'acqua pudia che sgorga appunto dal terreno non in maniera molto profonda, e soprattutto gli ascoltatori non possono sentire quello che sentiamo noi, ma si sente il profumo o l'odore di quest'acqua putens. Certo. E allora, in tutte le stagioni o comunque dalla primavera in poi, acqua termale, trekking, una ottima gastronomia. Nello speciale su viaggivacanze.info troverete di tutto e di più per una vacanza in Carnia, una vacanza valida, bella nella nostra bella Italia. Alla prossima, un saluto da Rosanna Fudoli e dagli amici di Arta Terme. Saluti. Arrivederci.